Beh sì, purtroppo nel mio lavoro i saluti di commiato arrivano ogni tot. Questo forse un pochino prima rispetto ad altri. Nelle ultime sedi sono rimasto per più di 2 anni, però devo dirvi che come quando sono arrivato qua da Napoli è stato difficile lasciare la sede, che poi non è una sede. La sede è un complesso di lavoro, esperienze, affetti, simpatie, esperienze di vita soprattutto, perché la sede è vita e quindi questi traslochi ovviamente come dire, non possiamo ignorarli, fanno parte della vita di un prefetto, anzi rendono secondo me forte la figura, nel senso che si evita un eccessivo legame con un territorio e si mantiene quella come dire, distanza che consente di valutare le cose con equanimità. Allo stesso tempo però, quando le cose come dire, sono andate bene, rimane un rapporto affettivo che in futuro si svilupperà da visitatore, da turista, da amico e non più ovviamente da funzionario dello Stato. Hai citato San Leone, proprio a San Leone ho avuto, mentre prendevo il caffè, parecchi saluti Mi ha dalla fatto gente. piacere, sì, in questi giorni, io ripeto, come dicevo poco fa, la domenica spesso faccio un giretto in moto e mi fermo a San Leone in un bar molto comodo e molto simpatico, e dove si svolge una buona parte del passeggio domenicale con bambini che giocano. È un piacere guardare la gente che gode serenamente del proprio litorale. E molte di queste persone mi hanno fermato per salutarmi, per persone che non conosco, per esprimermi simpatia. E questo credo che sia il regalo più bello che una persona possa avere andando via da un posto. Cosa augura da Agrigento capitale della cultura 2025? Di riuscire a coordinare un cartellone unitario, cosa che avrei voluto contribuire a favorire, perché ancora adesso, come dire, siamo in tempo per far sì che il cittadino, il turista, il visitatore, soprattutto il turista che viene da fuori, possa trovare da qualche parte, su Facebook, su internet, stampato, un calendario che gli dica giorno per giorno le manifestazioni che ci saranno. Già ce n'è parecchie, e spesso si cade nell'errore di ritenere che non si sta facendo nulla, mentre ci sono già diversi appuntamenti fissati in calendario, però se non li si rende conoscibili, soprattutto attraverso, ribadisco, un calendario unitario, perché vedete, se noi mettiamo soltanto ciò che organizza, che so, il parco archeologico, oppure la fondazione, o magari il comune o un altro comune, non rendiamo un servizio al visitatore. E invece, a mio avviso, nel calendario vanno inserite tutte le cose che accadono in provincia, anche quelle che accadono ogni anno. Cioè nel calendario deve starci il mandorlo in fiore, nel calendario deve stare il Taratata di Casteltermini, deve starci la festa di qualsiasi paese o il concerto che magari si sarebbe comunque tenuto a Sambuca e si terrà. E così sì che si valorizza il territorio. Quindi il consiglio che do ai sindaci è questo. Prefetto, lei ha fatto tanto nella sua azione di coordinamento nel far nascere Capitale della Cultura, ricordo le varie riunioni fatte in prefettura anche per la legalità. Ora, diciamo, andare via a 20 giorni da Agrigento 2025 non le dispiace? Molti si chiedono come mai. No, in realtà non mi dispiace perché comunque avrò occasione di tornare. Già abbiamo, sapete che in prefettura abbiamo fatto nascere un CRAL, no? Che coinvolge anche poliziotti, carabinieri. Già ci sono delle organizzazioni pronte, fra Natale e Capodanno andremo al Presepe Vivente insieme e verrò da turista e da visitatore, il che tutto sommato mi consente finalmente di godermi le cose con serenità. Hai già parlato con il nuovo prefetto? Certamente, ci conosciamo da anni. Siamo stati contemporaneamente nominati commissari delle province siciliane nel 2013, quando la legge 14 della regione, voluta dal governo Crocetta, sciolse gli organi direttivi delle province e quindi non si rinnovarono come si sarebbe dovuto in quella cadenza elettorale. E noi fummo fra i primi commissari, io a Messina e lui a Enna, di cui era vicario. Quindi ci conosciamo veramente da tanti anni. Ho già parlato, gli ho già esposto diverse necessità della provincia, ma soprattutto ci vedremo la settimana entrante perché io devo completare il mio trasloco, come immaginate, insomma, non è cosa da poco, e quindi con l'occasione prenderemo un caffè insieme nei prossimi giorni. Prefetto, lei presenterà tra qualche minuto questo nuovo libro, ce ne parli così giusto per Lo avere un'idea? presenteranno gli amici della Sì. sovrintendenza, che ne sono gli autori, io ho fatto soltanto uno dei brani del libro. Il libro innanzitutto vorrei dire è disponibile per tutti nel sito della prefettura in PDF e adesso lo metteremo anche in formato EPUB in modo che sia leggibile anche dai lettori
però conviene scaricarlo in PDF perché è possibile così vederne i colori. Il libro è un libro che parla del palazzo del governo tutto, consideriamo che qui c'è provincia e prefettura, che il palazzo è gestito dalla provincia, in questo caso è stato fatto dal Ministero dell'Interno perché non è tanto e solo sul palazzo, ma è soprattutto sugli interventi di restauro finanziati dal Fondo Edifici di Culto in questi ultimi mesi. Interventi che hanno interessato chiaramente la parte dell'alloggio di rappresentanza e degli uffici, che vi invito a visitare nei prossimi giorni e che adesso offrono il meglio di sé. Soprattutto per il restauro delle opere che ha impegnato 2 mesi di lavoro da parte di rinomati istituti di restauro, per cui ecco, ad esempio le grandi tele che osservavate prima nei corridoi della prefettura ora sono state riunite nei saloni più importanti con didascalie, ci sono didascalie per tutte le opere, anche nell'ufficio del prefetto e del capo di gabinetto, che saranno anch'essi aperti alla visita, naturalmente non in continuazione, in occasioni determinate.